C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le... Buonasera. Alle 21:07 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale della città di Mogliano Veneto. Punto 4 all'ordine del giorno. Approvazione ordine del giorno ad oggetto contrasto alla violenza maschile contro le donne. Assessore Baù, relaziona sempre lei. Prego. Vorrei aprire questa presentazione con una definizione che è presente nell'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul di maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che recita più o meno così. Con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata. I dati su questo tema possono essere trovati nell'indagine Istat del 2007 intitolata La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia e dal rapporto Eures e ANSA del 2012 sugli omicidi volontari. Quest'ultimo rapporto utilizza i dati del Ministero dell'Interno. Nel 2011 i femminicidi, e questo termine è diverso da omicidio, perché il termine femminicidio fa riferimento alle uccisioni di donne fatte da una persona che ha con loro una relazione o un legame di vicinanza. Sono stati 2061, dei quali il 70% all'interno dell'ambiente familiare e delle relazioni affettive. È da notare però che questi dati non rispecchiano appieno il fenomeno, perché molto spesso le violenze non vengono ancora denunciate, nonostante appunto questi dati facciano riferimento al 2011. Ad esempio, nella regione Veneto, le denunce delle violenze sono quelle in possesso delle strutture sociosanitarie, che però ancora adesso risultano inferiori ai dati invece in possesso dei centri antiviolenza. Questo a significare che sono ancora poche le donne che hanno il coraggio di portare a termine l'iter di denuncia della violenza subita. Per anni purtroppo nel nostro Paese il fenomeno è stato poco regolamentato. Ultime e significative sono la legge regionale e poi quella nazionale del 2013, che puntano all'importanza della prevenzione del fenomeno della violenza. Se vogliamo fare un riferimento alla provincia di Treviso, la provincia è particolarmente sensibile a questo tema. Infatti, oltre all'associazione del telefono rosa, che lavora nel nostro territorio dal 1988, nel 2015 sono stati riconosciuti e aperti altri 3 centri antiviolenza, a Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna. Questo ha permesso la creazione di una rete molto importante tra i comuni e i centri antiviolenza e quindi una maggiore importanza e rilevanza della prevenzione del fenomeno. Anche la nostra amministrazione comunale è attenta nel sostenere le azioni di contrasto alla violenza di genere, cercando di incrementare il lavoro di lettura dei bisogni del territorio e cercando di decodificare situazioni complesse anche se non esplicitamente espresse. Molto spesso si impegna nel lavoro nei confronti della cittadinanza per la sensibilizzazione e la cultura dell'uguaglianza, che aiuta ad abbattere gli stereotipi di genere che sono purtroppo ancora presenti. Ecco quindi l'importanza dell'ordine del giorno che viene proposto questa sera. C'è una parte che volevo leggervi che è particolarmente importante, che è questa. Consapevole che si tratta di un'emergenza sociale alla quale le istituzioni tutte devono farsi carico, non solo aderendo a campagne nazionali contro la violenza di genere, ma con un impegno concreto, continuativo e visibile.
propugnandone la massima pubblicità, mettendo in atto tutte le risorse per favorire il lavoro di rete tra i comuni limitrofi, forze dell'ordine, centri antiviolenza e agenzie che lavorano per la tutela e l'emancipazione delle donne, attivando politiche per la prevenzione del fenomeno utili a portare ad un cambiamento della società nel lungo periodo. E riteniamo quindi importante che anche Mogliano possa essere definito un comune che si impegna a contrastare la violenza maschile contro le donne. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Consigliera Manes. Ringrazio Presidente. Sì, ho letto con attenzione questa proposta di ordine del giorno sul contrasto alla violenza maschile contro le donne. E devo dire che le premesse, i contenuti nelle premesse sono ovviamente, voglio sottolineare, ovviamente estremamente condivisibili. Talmente condivisibili che rischiano anche di risultare banali o ovvie. Allora, le premesse rappresentano un contenuto molto importante, però quando si giunge poi alla delibera, che cos'è che andiamo a votare, mi chiedo. Cioè, andiamo a votare di dichiarare Mogliano Veneto comune che si impegna a contrastare la violenza maschile contro le donne. Bene, quindi questo è il tutto. Io mi chiedo, questi sono principi su cui tutti concordiamo e sui quali credo che tutte le istituzioni operino nell'ordinarietà. A cosa serve votare questa mozione? Quali progetti contiene questa mozione? Perché noi diciamo che siamo contrari alla violenza di genere, ma come interveniamo? Questa parte manca completamente. Mi piacerebbe entrare un pochettino più nello specifico. Cioè, a meno che non si voglia rimanere, no, come intenzione sulla carta, qui manca la declinazione proprio dei progetti specifici. Mi sembra tanta fuffa e niente di concreto. Poi vorrei anche chiedere una cosa. Chi è che ha proposto questo ordine del giorno? È l'assessore? È l'assessore che ha proposto questo ordine del giorno? Perché noi qui a Mogliano abbiamo anche una consulta per le pari opportunità, dove credo che sarebbe stato magari il caso di discuterne sull'opportunità di presentare questo ordine del giorno così come presentato, magari di svilupparlo anche con l'inserimento di altri progetti cioè di progetti specifici che mancano. E qui sulla consulta io ne avrei un po' da dire. Mi dispiace che manchi la Presidente della consulta questa sera, però è da più di 2 anni che c'è questa consulta e devo dire, me lo sono sempre tenuta. Ma scusi, consigliera Manes, non è è attinente all'ordine del giorno. No, è molto attinente. No, non lo è. Mi faccia spiegare un attimo, perché volevo anche fare una dichiarazione su questo, perché devo denunciare la poca organizzazione, i pochi risultati raggiunti e la progettualità blindata. Questo organo, che dovrebbe essere indipendente dall'amministrazione comunale, in realtà viene gestito da questa. Non stiamo parlando della consulta, certo, delle pari però, opportunità. Venga all'ordine del giorno. Giungo al punto. I membri sono senza voce in capitolo. Già subito ci sono state le dimissioni della vicepresidente e poi arrivano in consiglio degli ordini del giorno di questo tipo. Cioè, già da mesi si parla in sede di consulta per la pari opportunità dell'utilità degli incontri che venivano fatti. Sarà forse il caso di giungere prima o poi anche a cambiare pelle a questa consulta, a parlare di commissione, di trasformarla in una commissione, forse così gli daremo anche più significato. Ma nell'attesa che siano prese queste decisioni, io volevo veramente anticipare qui questa sera che intendo rassegnare le mie dimissioni. Ma consigliera Manes, ma non è il luogo questo, della consulta per le pari opportunità, non che mi costringa a togliere il microfono. Le formalizzerò al più presto. Fare.
Quindi per me questa mozione è una mozione completamente vuota. Va bene, abbiamo No, compreso. voglio finire, è completamente vuota, priva di progetti, solo per dire che abbiamo votato, no, un impegno a contrastare la violenza, ma questo tutte le persone di buon senso lo fanno, non serve andare a votare un documento di questo tipo che non ha nessun significato.